complimenti sempre alla polisportiva, soprattutto al settore basket per quello che fa e per essere arrivati appunto alla 15ª edizione di questo torneo. Faccio i complimenti ovviamente alle due squadre finaliste, ai vincitori e a tutti i partecipanti. Ne approfitto per fare gli auguri di buon anno a tutti voi, che sia un 2019 ricco di salute. Ne approfitto soprattutto per donare alla polisportiva e al settore basket 5 palloni da gara con il contributo appunto dell'assessorato allo sport. Grazie a tutti voi. Grazie all'assessore a nome della polisportiva, grazie, fa sempre comodo avere degli strumenti che ci servono per il nostro sport. Allora, ottava classificata, Basket Union Bigozza. Oggi diritto per noi, qui davanti ragazzi. Non si dice mai in casa, di là. Quarta classificata, palla canestro Limena, premia il presidente Arturo Padova, signor Claudio Camporese. Terza classificata, alla canestro Virtus Padova. A uno dei ragazzi che è istituito qualche anno fa per premiare uno, in particolare quest'anno premiamo il miglior marcatore del torneo con 105 punti, Mantovan Jacopo. Cittadella Caps, presidente della FIP Padova, Fabio Camporese. Un grosso applauso per i vincitori. Basket Paolo, premia l'assessore allo sport del comune di Bigozza assieme al presidente, tutti assieme. Basket Paolo vince l'11ª edizione del torneo di San Silvestro.